Cristo luogo increata se si dorata aurora lampara del Signora Virgo desannunziata lampara Signora Virgo desannunziata. A Bitti fa paura la violenza del rumore che batti su tutto. A Bitti fa paura il vuoto del silenzio che si apre dopo la tempesta, la visione che rivela e mette a fuoco l'entità del dramma, la misura dell'orrore. Questo cielo caduto potente e improvviso su case, vite e cose scuote e devasta. Impossibile cancellare dalla memoria le scene che scorrono come l'acqua impetuosa che travolge, distrugge con forza, trascina, trasforma. Io mi sono affacciato alla finestra, era tutto pieno, un fiume sembrava. Lei abita qua? Sì, ma super. Com'è stata la giornata di ieri? La giornata di ieri è stata un po' brutta. Uno scenario apocalittico oggi, Sì, no, irriconoscibile. uno scenario irriconoscibile, lì è irriconoscibile. Purtroppo la terribile notizia delle 3 persone che non ce l'hanno fatta è la condizione di maggiore sofferenza che non è neanche paragonabile alle altre, che vive il comune, l'amministrazione, personalmente, con tutta la giunta e il consiglio e tutta la comunità. Veramente c'è grande dispiacere, grande dolore. Adesso dobbiamo necessariamente occuparci di tutte le situazioni di grande difficoltà e sofferenza che ci sono nelle famiglie, nelle attività, e quindi grande dolore, ma subito al lavoro, non abbiamo alternative. Bitti nel 2013 assieme a Olbia è stato il centro più colpito dalla ciclone Cleopatra. Ciò che è successo all'interno del centro abitato dopo appena 7 anni è 4-5 volte superiore alla Cleopatra. Se l'altra volta avevamo 1 metro, 1,20 metri, massimo 1,50 metri abbiamo raggiunto all'interno del centro abitato, qua si sono superati 4 metri e l'acqua entrava nelle case dai balconi del primo piano. Cosa è stato fatto nel 2013? Fino ad ora sono state fatte opere per ripristinare i canali esistenti e garantire la funzionalità idraulica di questi. Ma la preoccupazione ancora più grande adesso è la Regione sta completando un piano di opere, di progettazione di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico che tengono conto del ciclone Cleopatra. Allora, queste cose bisogna tutte rivederle e tenere conto di questa precipitazione, e a quel punto io veramente ho fatica a immaginare che tipo di opere devono essere fatte per mettere in sicurezza il territorio. Bisogna intervenire immediatamente, siamo intervenuti in forza, abbiamo fatto una riunione operativa con il sindaco e il presidente della regione, adesso interveniamo per ripristinare almeno le condizioni di normalità e poi intervenire velocemente, questo è il senso della riunione, per gli interventi infrastrutturali per mettere in sicurezza definitivamente questo territorio. Dobbiamo aggredire questa emergenza eliminando tutto ciò che è burocrazia per favorire il più rapido arrivo delle risorse a chi ne ha bisogno, cioè alle famiglie, alle aziende, al territorio che sono stati colpiti duramente. Già da ieri abbiamo deliberato con la Giunta regionale in maniera straordinaria lo stato di emergenza. Lunedì con un maxi emendamento all'assestamento di bilancio stanzieremo le risorse necessarie per dare ristoro immediato alle famiglie, al territorio, alle aziende che sono state danneggiate in maniera così significativa. Abbiamo chiesto soprattutto di intervenire con delle norme che consentano un'accelerazione della spesa, cioè un taglio netto della burocrazia, perché è impensabile che gli aspetti burocratici abbiano bloccato da 7 anni la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio e che oggi possano pregiudicare l'arrivo immediato di queste risorse a chi ha perso tutto, a chi ha perso la casa, chi ha perso affetti. Dobbiamo immediatamente poter raggiungere con le risorse tutti i beneficiari. Già da ieri notte abbiamo provveduto a portare 30 lettini e altrettante coperte. Stamattina siamo arrivati con un bobcat per la movimentazione dei detriti
Abbiamo portato anche già delle mascherine, circa 5.000, unitamente a dei materiali per la pulizia e l'igiene della persona. È veramente un disastro senza precedenti. In pochissimo territorio si è abbattuto un vero diluvio universale. Amparadenos, Señora Virgo de San